La denuncia shock di due diciannovenni veronesi in vacanza in Salento trovati in stato confusionale stamane in un B&B, indagini dei carabinieri, forse le ragazze stordite con la droga dello stupro. Assembramenti e polemiche sui maxi schermi per Italia e Inghilterra, ho visto scene raccapriccianti, dice il presidente Zaia, ma deve prevalere il buonsenso seguendo le regole. Oltre 150 interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha flagellato soprattutto l'altopiano di Asiago e il Veronese. Zaia firma lo stato di crisi per i territori colpiti. Entrato nel vivo il G20 di Venezia, nasce una bozza per la tassazione minima globale sulle multinazionali. Intanto la città lamenta la mancanza di turisti, troppi allarmi sulla città blindata. Tragico incidente a Caposile stamane, 32enne di Musile di Piave, papà di un bimbo, muore nello schianto tra il suo pick-up e un camion, traffico in tilt, dolore anche a San Biagio dove il giovane lavorava. 43enne ubriaco al volante, percorre 30 km lungo la 27 contromano tra Conegliano e Vittorio Veneto, l'allarme la scorsa notte, la polstrada intercetta la vettura sfiorata alla tragedia. Nell'Italia che giocherà a Wembley la finale dell'Europeo contro l'Inghilterra c'è anche un po' di Lusiana, l'asso Iorghino è originario del paese vicentino. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È una denuncia shock che arriva dal Salento ad aprire questa sera l'edizione regionale dei nostri telegiornali. A farla due ragazze diciannovenni veronesi che dicono di essere state abusate e stuprate. Ci hanno drogate e violentate. Il racconto delle ragazze ai carabinieri è un'indagine non facile, volta a far luce su un episodio terribile, se confermato. Loro sono due diciannovenni veronesi in vacanza in questi giorni nel Salento, a Gallipoli. Stamane, nella camera del bed and breakfast dove alloggiano, sono state trovate in condizioni di alterazione psicofisica evidente, sotto shock e in stato confusionale. Tanto da spingere il titolare a chiamare i carabinieri. Ed è ai militari che le giovani hanno raccontato non senza difficoltà di essere state abbordate ieri sera da due ragazzi in un bar di Gallipoli, dove avrebbero bevuto alcuni drink. Da qui poi, secondo il racconto, sarebbero state portate in una zona dell'Interland e violentate prima di ritrovarsi nel bed and breakfast. Entrambe si trovano tuttora ricoverate all'ospedale Sacro Cuore di Gesù, dove sono in corso gli accertamenti clinici. Il personale ospedaliero sta procedendo con i prelievi per confermare la presenza della cosiddetta droga dello stupro. Vi sono infatti diversi elementi per pensare che sia stata utilizzata la sostanza incolore e insapore per stordire le vittime e circuirle. Sono stati ascoltati già diversi cittadini, possibili testimoni della fase di abbordaggio delle due turiste, mentre si cercano altri indizi utili all'attività investigativa. Gli inquirenti confidano, oltre che sulle telecamere di sistemi di sorveglianza, anche sulla collaborazione dei cittadini che in passato, in casi analoghi, hanno spesso fornito un contributo notevole all'attività di indagine. Domenica la finalissima Italia-Inghilterra degli europei, l'allarme è elevato per il rischio di contagio. Come sapete ci sono diversi divieti, soprattutto di installazione nei luoghi pubblici di maxi schermo. Sul tema interviene anche il governatore del Veneto Luca Zaia, oggi a Conegliano deve prevalere la prudenza, dice. Io dico che se c'è distanziamento e c'è il rispetto delle regole si può far tutto. La verità è che abbiamo visto delle immagini raccapriccianti, abbiamo visto disgiochi in piazza e penso che poi ci ritroviamo i contagi sempre in ospedale. Poi è inutile fare i filosofi della pandemia quando abbiamo gli ospedali pieni. Gli ospedali si riempiono perché poi c'è una diffusione del contagio che passa attraverso il non rispetto delle regole. Fa ancora una volta appello al buonsenso il presidente della regione Luca Zaia di fronte al florilegio di provvedimenti che in queste ore riguarda diverse città del Veneto, su tutti il divieto di maxi schermo in luoghi pubblici da Treviso a Padova passando per Jesolo, una questione tutt'altro che di dettaglio guardando a quanto successo in occasione della semifinale Italia-Spagna, troppo elevato il rischio di contagio nei giorni in cui la discesa della curva epidemiologica si è arrestata, complice la diffusione della variante Delta. Noi dobbiamo sapere che la variante Delta comunque diventerà endemica, cioè sarà d'ampia diffusione. Dobbiamo sapere anche che i giovani probabilmente coloro che si infetteranno diventeranno degli asintomatici, quindi non avranno guai, ma il vero problema quale sarà? Se vanno a casa hanno un genitore o hanno un nonno o un parente adulto o anziano che non è vaccinato, quindi l'appello è la vaccinazione proprio per prevenire, perché l'ospedalizzazione non c'è, nel vaccinato non c'è. Già la campagna vaccinale che da un lato sconta ancora troppe defezioni, dall'altro subisce i rallentamenti delle consegne.
La verità è che ci vorrebbero più vaccini, la verità è che non dovevano firmare quel contratto europeo che è altamente vincolante. Io avevo tentato di proporre l'acquisto diretto, ma mi hanno detto che così non si fa, adesso vedete i risultati. Restano i consigli di sempre e una rassicurazione che vale per tutte. Utilizzate la mascherina in tutti i casi di assembramento, igiene delle mani, distanziamento sociale e ne veniamo fuori. E ovviamente vaccinarsi. Noi non ricoveriamo pazienti in variante Delta vaccinati, questo lo devono sapere tutti. C'è quindi apprensione attorno alla finalissima, ai raduni, agli eventuali caroselli, si spera per la vittoria dell'Italia, ma la questione resta. Questo succederà a Padova. Solo maxi schermi installati su iniziativa di privati come questo pronto al Parco della Musica, nessuna fibrillazione di gruppo in Prato della Valle come da tradizione. La pandemia e l'emergenza sanitaria raccomandano ai tifosi la massima prudenza. Il vertice in prefettura rilancia per l'ennesima volta indicazioni di buon senso. Gioire e soffrire insieme sì, ma rispettando le regole del distanziamento, l'uso della mascherina anche all'aperto quando è necessario, e ben lo sappiamo. A queste si aggiungerà un'ordinanza sindacale che il Comune di Padova ha pronta, che dispone divieto di vendita di alcolici e bevande in contenitori di vetro o lattina per evitare che la festa si trasformi in un dramma collettivo. Per tutta la durata dell'evento sarà potenziata la presenza delle forze dell'ordine con l'impiego di aliquote straordinarie di pronto intervento in caso di necessità. C'è poi un'altra questione politica e giudiziaria con il TAR del Veneto che ha sospeso la delibera regionale sulla formazione degli operatori sociosanitari. Ieri sera a Focus, la trasmissione del nostro direttore Luigi Bacciali, l'assessore Lanzarin si è detta preoccupata per questo stop, per un provvedimento che dice rischia di bloccare l'attività sociosanitaria. Queste le sue parole. Non ci siamo inventati nulla, nel senso che c'è una legge regionale, ma la legge regionale arriva da un accordo Stato-Regione che prevede questa figura. Abbiamo quindi fatto una delibera che individua quindi la possibilità di creare e formare queste figure. Sono degli OS che fanno poi delle ore specifiche, dei corsi e vengono quindi poi definiti OS specializzato, quindi formazione complementare. Ecco, mi scusi, è un po' come quando avete giocato la carta degli specializzanti, no? Per sopperire a mancanze anche lì nei reparti. In questo caso si tratta di figure che subentrano a infermieri che sono andati nell'RSA, no? Sì, ma sono figure che non vanno a sostituire l'infermiere. Noi abbiamo mai detto che, perché il ricorso è stato fatto da parte degli ordini professionali, che queste figure sostituiscono l'infermiere. Ci mancherebbe. Un infermiere fa un percorso di studio ben definito, quindi la laurea triennale, l'OS invece diciamo che fa un corso di un tot di ore, quindi c'è una formazione completamente diversa. Solo che queste erano delle persone formate che potevano essere di supporto in quelle situazioni, nelle case di riposo, nelle comunità dove ci sono disabili, e quindi sopperire alla mancanza degli infermieri che non ci sono e non li troviamo. C'è poi il maltempo che ieri ha battuto il Veneto, soprattutto in alcune zone, come l'altopiano di Asiago. Nella serata di giovedì si è abbattuta una violenta tempesta di grandine sull'altopiano di Asiago. Malga Granezza, Lusiana Conco, è stata gravemente colpita dalla ferocia della tempesta. I proprietari, i quali abitano all'interno della struttura, hanno quasi sfiorato la tragedia. Abbiamo messo la macchina a riparo perché aveva iniziato a tempestare, dopodiché siamo entrati, il cielo sembrava oscurarsi e abbiamo detto ok, andiamo a letto, tanto i telefoni non prendono, televisioni neanche. Siamo andati a letto, a un certo punto abbiamo sentito dei rumori, mio marito si è alzato e ha detto guarda che ci sono i balconi che stanno partendo, c'è il gazebo dove c'è la macchina che non tiene più. In quella io ho sentito la sabbia negli occhi e in bocca e ho detto corri, siamo scesi giù per le scale e là ci siamo accorti che non c'era più niente. Anna vive nella Malga con suo marito e i 2 figli che per fortuna non si trovavano in casa quando la tempesta si è abbattuta sulla loro abitazione. Proprio la camera dove dorme mio figlio è sceso tutto, cioè sarebbe stato morto perché non avevo il tempo comunque di andare a prenderlo, non ce l'avrei avuto. Non capivo cosa stava succedendo, ho detto ecco
qua cade tutto, corro e incitavo mio marito a correre anche lui. Ho detto ok, ho perso tutto, cosa mi resta? Siamo vivi, ecco. In questi momenti di panico in cui bisogna mantenere altissima la lucidità mentale, ci si aggrappa alla vita con forza, che diventa il nostro unico tesoro. Abbiamo dentro tutto, vestiti, tutto, cioè non ho più niente, non ce la facciamo più. Le mucche sono sempre fuori al pascolo, dunque loro se la prendono tutta. E infatti abbiamo una mucca morta e una ferita. Adesso qual è il tuo pensiero, diciamo, in questo momento? Vedere i miei figli, fargli capire che stiamo bene perché non lo sanno ancora, cioè lo sanno per sentito dire, e abbracciare la mia famiglia. Questo quindi il racconto drammatico di Anna, nelle ore in cui tra l'altro il governatore del Veneto Zaia ha aperto anche uno stato di crisi proprio per il maltempo, ma non solo, l'altopiano di Asiago è stato sferzato dal vento e dalla grandine. L'estate è arrivata e porta con sé l'ennesima ondata di maltempo. Esattamente come era accaduto nel 2020, i picchi di calore arroventano la pedemontana e i rilievi del Bassanese e vanno a braccetto con improvvise e violentissime scariche di pioggia, vento e grandine. La perturbazione che nella notte fra giovedì e venerdì ha colpito il Vicentino era stata annunciata e ha confermato tutte le premesse con un violentissimo temporale che si è sfogato in particolar modo sull'altopiano dei 7 comuni. Il fronte temporalesco è arrivato dalla pianura carico di calore e umidità, scagliandosi sulla spalla dell'altopiano come una mareggiata sugli scogli, e a farne le spese è stata soprattutto l'area di Lusiana Conco. Potenti rovesci si sono alternati a grandinate paurose, con chicchi grandi come uova che hanno fatto danni a case e automobili. Spostandosi verso la conca centrale, il temporale ha scaricato moltissima altra grandine, trasformando strade e piazze in bianche distese in movimento. Nel suo percorso il fortunale ha sradicato alberi, isolato abitazioni e scoperchiato almeno 2 edifici a Lusiana Conco e a Foggia. Poi si è spostato verso nord. All'altopiano, già colpito dalle perturbazioni degli ultimi mesi, non resta che leccarsi le ferite e rimettersi in piedi ancora una volta e prepararsi a un'estate che potrebbe rivelarsi molto complicata dal punto di vista meteorologico. Ma questi sono anche i giorni molto attesi del G20 a Venezia, ma ci racconta tutto perché oggi è stata una giornata molto importante la nostra Anna Maria Parisi che si trova a Venezia con Simone Merlo. Buonasera Anna Maria. Sì, eccoci qua, buonasera nuovamente in onda, in diretta, lo ricordiamo ci troviamo proprio nel cuore del summit del G20, siamo qui all'Arsenale nella Tesa 100 dove si sono appena conclusi i lavori riepilogativi diciamo della giornata in corso, appositamente tenutasi la conferenza per noi giornalisti della stampa nazionale ed estera. Vediamo in fondo alle mie spalle, vediamo proprio a sua volta di spalle Lawrence, chi sono intervenute, le persone che sono intervenute, ovvero Lawrence Summers, già il segretario per il Tesoro degli Stati Uniti d'America tra gli altri, e se ne è già intervenuto il nostro ministro dell'economia Daniele Franco, e vediamo forse un po' coperta, adesso non la si vede bene, però presente anche la leader africana a capo dell'organizzazione mondiale del commercio, la nigeriana Okonjo Iweala. Di che cosa si è parlato oggi in agenda? Essenzialmente tanti punti, ma essenzialmente uno, quello principale, ovvero la riforma della tassazione delle multinazionali, che arriva all'ultimo passaggio politico oggi con una luce verde che ne regola, almeno nelle intenzioni, quella che dovrebbe essere la regolamentazione, cioè dove si dovrebbe fermare la corsa ai paradisi fiscali, ovvero nel paese dove si pagano meno tasse, questo per usare le parole del commissario UE all'economia Paolo Gentiloni. Ma vediamo nel servizio che segue il punto che riepiloga la giornata odierna in una Venezia anche un po' deserta di turisti. Dopo una
una prima giornata e la cena inaugurale di rito, i lavori del G20 sono entrati nel vivo con i ministri dell'economia e i governatori delle banche centrali, che discuteranno tentando di trovare soluzioni fino a domenica. Oggetto dei lavori odierni è la riforma della tassazione delle multinazionali. L'aspetto più noto è l'introduzione di un'aliquota minima globale sui profitti delle 100 multinazionali più grandi del mondo, che dovrebbe collocarsi al 15%. In pratica, se un paese decide di tassare i profitti aziendali, ad esempio al 7%, il paese di residenza della multinazionale potrà riscuotere il rimanente 8%. L'arsenale è blindato, con qualche apprensione tra le forze dell'ordine che vigilano sulla sicurezza dei 300 partecipanti, tra chi è sul territorio e chi monitora la situazione globale dalla Smart Control Room del Tronchetto. In queste giornate Venezia è la capitale mondiale dell'economia, eppure più di qualche commerciante percepisce con un po' di irritazione le strette del G20, dopo quelle subite a causa del Covid. Il danno, secondo alcuni, starebbe nel fatto che si sia parlato talmente tanto a lungo del G20 e delle ripercussioni sugli spostamenti a Venezia che in molti abbiano rinunciato a trascorrere in laguna un fine settimana. L'appuntamento con il G20 si concluderà domenica con la conferenza sul clima, mentre per sabato è previsto l'arrivo dei manifestanti dei movimenti No Global nella zona delle Zattere. E lo shock pandemico potrebbe avere un impatto positivo sulla produttività, così il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla conferenza sulla produttività dell'Ocse, sempre qui al G20. Governatore Visco che sarà presente domani sempre da qui, dalla Tesa 100 dell'Arsenale, praticamente a quest'ora tra le 17:30 e le 18, e sull'argomento è intervenuto anche il ministro tedesco Olaf Scholz, che abbiamo intervistato poco fa prima dell'inizio di questi lavori. Sentiamo che cosa ci ha detto. This is a very important meeting of the G20. Questo è un meeting molto importante per i venti della Terra. Sono molto felice della proposta di tassa alle multinazionali. Sono fiducioso che saremo in grado di concordare questo importante obiettivo sulla Global Tax al 15% al G20. In secondo luogo, discuteremo dei cambiamenti climatici, una questione importante da affrontare e che richiede una soluzione da parte nostra. In terza battuta, un'altra questione importantissima da affrontare che riguarda questo momento storico. È fondamentale trovare una soluzione. Servirà per superare la crisi post-Covid e studiare come affrontare il futuro in caso di pandemia. Ma si è parlato sempre qui dal G20 di decarbonizzazione del pianeta ed emissioni a impatto zero entro la metà di questo secolo, nel 2050, quindi il maxi pacchetto da parte dell'Unione Europea che verrà presentato entro la prossima settimana. Così sempre il commissario all'economia Gentiloni, che è andato via poco fa in motoscafo. E dal G20 è tutto, linea allo studio. Grazie davvero Anna Maria Parisi, che si trova a Venezia con Simone Merlo. Torneremo a collegarci nell'edizione veneziana dei nostri telegiornali, ma la cronaca incombe, c'è un aggiornamento. È morto infatti l'operaio di 41 anni di Cittadella, che era rimasto folgorato mercoledì mattina mentre stava effettuando delle manutenzioni in un parco fotovoltaico lungo la strada statale 13 Ponte Bana nel comune di Cottroipo. Siamo in provincia di Udine, le sue condizioni erano apparse subito gravissime, ma la cronaca di giornata ci riporta un altro fatto gravissimo, tragico incidente stradale questa mattina a Musile di Piave, a perdere la vita un uomo di 31 anni. L'ultimo post su Facebook lo aveva dedicato alla festa del Redentore, forse qui a Venezia che Valentino, soprannominato Lillo, voleva trascorrere una serata di svago e spensieratezza, un progetto tra i tanti di un giovane padre di un bimbo di 4 anni che alle 7:30 lungo la Treviso Mare si è bruscamente interrotto in uno schianto che non gli ha lasciato scampo. Valentino Polato, 32 anni, residente con la compagna e il figlioletto a Mille Pertiche di Musile, ma originario di Noventa di Piave, si trovava a bordo di un pick-up quando si è scontrato con un
tir. Stava rientrando dal lavoro alla SGD Group di San Biagio di Callalta, specializzata in disinfestazione. L'impatto nel territorio di Caposile, nelle vicinanze della rotonda che si interseca con la regionale triestina. Il conducente del camion rimasto ferito è stato estratto dai vigili del fuoco prima di essere affidato al personale medico e trasportato in ospedale con ferite di media gravità. Illeso invece il passeggero che viaggiava con lui, letteralmente in tilt, il traffico deviato verso la viabilità secondaria, con i carabinieri di San Donà al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. A ricordare Valentino tra gli altri l'assessore di San Donà Walter Codognotto, che ha postato uno scatto del ragazzo impegnato nell'organizzazione del carnevale cittadino. Profondo cordoglio musile con il sindaco che nelle prossime ore incontrerà la famiglia. Il dispiacere della comunità ovviamente è enorme, perché già abbiamo perso 4 giovani vite 2 anni fa, adesso un altro ragazzo che perde la vita, tra l'altro anche questo comunque è un ragazzo che tornava dal lavoro, da quello che mi risulta, quindi un incidente non dovuto ad alcol o comunque a situazioni insomma, dove una persona è alterata, anzi, e quindi il dispiacere è ancora più grande. Sconvolti i colleghi della SCD di San Biagio, che hanno affidato a una nota il loro cordoglio nel pomeriggio, era dotato di umiltà, senso del dovere e sacrificio. Anche i clienti lo hanno apprezzato sia umanamente che professionalmente. Ed è morta una delle 2 donne rimaste ferite in un incidente stradale a Poiana Maggiore, siamo nel Vicentino. Violento scontro tra 2 auto a Poiana Maggiore in località Cicogna nel tardo pomeriggio di giovedì. Ferite gravemente madre e figlia. Le 2 donne a bordo di una Peugeot stavano percorrendo la stretta via Vicentina quando, forse per l'alta velocità, non sono riuscite ad evitare l'impatto laterale con la Golf del consigliere di minoranza Paganotto. La Peugeot nell'impatto è carambolata finendo la sua corsa semirovesciata nel campo agricolo. Le 2 donne rimaste incastrate nell'abitacolo sono state liberate dai vigili del fuoco. Soccorse del SUEM 118 sono state trasportate all'ospedale San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni. Illeso il consigliere, sul posto per i rilievi la polizia locale. Ecco, e per l'appunto la signora di 77 anni è deceduta poche ore fa a causa delle ferite riportate. Questo l'aggiornamento. E si è evitata invece la tragedia sulla 27, dove un uomo ha percorso contromano la carreggiata ovest dell'autostrada tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto, scatenando il panico tra gli altri automobilisti prima di essere intercettato dalla polizia stradale. Protagonista della folle e pericolosissima manovra un 43enne residente nel Bergamasco, nel Bellunese per lavoro, ubriaco alla guida di una BMW. L'allarme scattato all'1:30 della scorsa notte, forse solo l'ora tarda, ha evitato un bilancio tragico. La pattuglia autostradale allertata è riuscita a bloccare il veicolo segnalato all'uscita della galleria Cave Ovest. Il tasso alcolemico risultava essere ben oltre il livello consentito. L'uomo è stato denunciato e dovrà ora subire un processo. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. In ultima battuta, lo sport che si fonde con il Veneto, il grande sport, perché nell'Italia che giocherà a Wembley la finale dell'Europeo contro l'Inghilterra c'è anche un po' di Lusiana. Sentiamo perché. Prendi il doppio passaporto, è più facile che ti chiami l'Italia che il Brasile. A dare questo consiglio a Jorginho fu Mauro Gibellini, l'ex direttore sportivo dell'Hellas Verona. E lui, il professore, il rigorista che ci ha mandato in finale agli europei, rispose: va bene, tanto io mi sento italiano. In effetti non si tratta di una semplice sensazione, ma di una realtà a tutti gli effetti, visto che nel 1896 i suoi avi partirono da Lusiana, guidati dal trisnonno Giacomo Frello, per sfuggire alla povertà e cercare fortuna oltreoceano. Grazie alle origini altopianesi, dunque, il CT della nazionale, Roberto Mancini, ha potuto dare le chiavi del centrocampo azzurro al talento di Santa Caterina, nome dello stato del Brasile dove Jorginho è nato, e ironia della sorte anche il nome della frazione di Lusiana da cui partì il trisnonno. Intanto, per la gara di Wembley, qualche tifoso del posto ha già iniziato a invocare proprio l'intercessione di Santa Caterina, che nella tradizione cristiana è la protettrice degli esorcismi, un modo, senza essere blasfemi, per esorcizzare l'attesa di una finale che potrebbe portare un lusianese sul tetto d'Europa. Arrivati a questo punto tutto può aiutare, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora dal Veneto e quindi tutto alle 19 c'è Venezia, adesso il meteo, buon proseguimento.
Bentrovati al meteo. Anticiclone sempre più presente, sabato 10 luglio sarà una giornata di bel tempo e caldo un po' più sopportabile. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche nuvoletta sui settori montuosi e pedemontani ci sarà, ma del tutto innocua. Clima gradevole con temperature minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 31 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo lo stesso scenario con qualche addensamento sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze, tanto sole invece altrove. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo occasionali annuvolamenti con veloci acquazzoni al pomeriggio sui settori di confine, tanto sole altrove. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30-31 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.